sono due gocce. Cioè, voglio dire, no. non ha piovuto per tanto tempo. Oggi è 25, 26? 26, thank God it's Friday, e il Padre Eterno ha fatto arrivare un po' di acqua. Faccio 43 anni a dicembre, non so cosa c'entra, però perché è il signore. Mamma, come si chiama il ristorante? Candido. Candido. But woman, donna, if you come here, you don't take the candidate. Se vieni qua a mangiare, non ti dia la candidata. And secondo te sto male. And the fact that, il fatto che it's raining cats and dogs, stia piovendo a catinelle, it's not saying, it's not because, non è perché you have the scolo. No, we don't have the scolo. It's not a scolo, it's not a candidate, it's only a very nice restaurant that the friend of mine, Mattia, and the brother of him, Candido, it's not called the Candido, but for me he's Candido. Quindi il mio amico Mattia e il suo amico Candido, che non si chiama Candido, ma che per me è Candido, and Arturo, come here Arturo, please, come here, because remember the face of the 20 pounds, it's not poco. No, I don't want thank you because you meditate, because if everybody stay better, noi stiamo meglio, se stiamo meglio tutti, se stiamo bene tutti, stiamo meglio. And so, il 20 pound, io te l'ho dati, non perché te li sei meritati, ma perché ha pagato il mio però te li hai anche meritati. Ma secondo te stavo male? Adesso andiamo a casa e ci facciamo una carbonara perché dobbiamo mangiare bene. Mattia? Evviva la vita! Roma, capitale, pioggia, finalmente! Non voglio sentire una lamentela. Fino al 30 ottobre c'è stato il sole, a squattare, alto in cielo, ci ha dato forza, coraggio e buon umore. Ma secondo te sto male? Viva la vita!